Alessandro Vegliak dell'azienda sanitaria numero 1 triestina, pazienti affetti dalla ludopatia, a che punto siamo? Siamo al punto che tutte le aziende regionali, le 5 aziende regionali, hanno attivato dei nuclei specialistici per il trattamento di questa problematica, e questi nuclei specialistici sono incardinati dentro i dipartimenti delle dipendenze delle 5 aziende territoriali. Quali sono i nuovi sistemi con cui si può affrontare questa emergenza? I vecchi sistemi, ovvero sia oltre a prendere in carico e trattare con metodologia biopsicosociale i pazienti affetti da questa problematica e i loro familiari, che portano delle conseguenze piuttosto robuste dal punto di vista appunto del disagio che viene creato in famiglia anche dalla sottrazione di equilibrio psicologico affettivo che viene dato al sistema familiare. Abbiamo anche logicamente dobbiamo assolutamente dare attenzione allo sviluppo di reti con l'associazionismo, il volontariato, gli enti locali, perché la problematica non si ferma solo con un aiuto sanitario. In questo senso lo strumento principale è quello psicologico gruppale per aiutare queste persone, ma deve anche allargarsi a sistemi di sostegno sociale, economico e quant'altro.